Bellissima nave. Parto da quello che ho ascoltato poco fa, dai numeri che ha dato Gianni Norato e ha dato Massa, e mi ha colpito una cosa: Genova, che è una città che ha nell'accessibilità, penso alle ferrovie, penso alle autostrade, delle criticità, dei tempi di recupero. I numeri che abbiamo sentito sul porto, li abbiamo sentiti sulle crociere, ma parlando di MSC magari fra un attimo vedremo che è molto più complesso di così, ci fanno capire che ad esempio nelle crociere questo è un grande hub. Genova deve puntare ovviamente sui suoi punti di forza. Ci sono città che sono collegate già oggi dall'alta velocità, ci sono città che hanno degli hub aeroportuali internazionali. I numeri che abbiamo sentito poco fa sulla connessione di questa città con il mondo, sto parlando del mercato crociere, sono numeri che fanno capire che la scommessa che ha sempre fatto questa città sul suo porto è una scommessa vinta. Una scommessa non facile. Io ho la fortuna, guardando tutti quelli che sono seduti qua, sono tutte persone con cui ho collaborato in questi 6 anni per fare sì che questo hub continui a restare competitivo. Dietro di noi abbiamo Calata Zingari, che era stata malorata, abbiamo rifatto Ponte dei Mille Ponente, abbiamo fatto i dragaggi, abbiamo lavorato con tutti quelli che sono qua, forze dell'ordine, i piloti, stazioni marittime, vedo Monzani, vedo Costa, vedo Merlo, tutte persone che quando siamo partiti 6 anni fa hanno collaborato, come è stato fatto 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, per fare sì che Genova valorizzi questo suo grandissimo tesoro. Non è facile avere in una città un campione internazionale, un global player della forza di MSC, averlo su tutto lo spettro dell'attività. Lo abbiamo sui passeggeri, lo abbiamo sul cargo, lo abbiamo sulla logistica, lo abbiamo sui trasporti stradali, lo abbiamo sui trasporti ferroviari, lo abbiamo sulla ricerca, lo abbiamo sulla sostenibilità. Non sono molti i posti al mondo che possono ospitare operatori di questa rilevanza, che danno una sicurezza, danno una prospettiva alla nostra città, che ha avuto perdite su altri settori, come è normale che sia, penso al manifatturiero. Quindi io sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. Avremo nei prossimi 20 giorni altri 2 appuntamenti molto importanti con il mondo dello shipping internazionale, ma certamente con MSC. Apriremo un terminal cargo e avremo l'avvio della guida foranea. Tutte cose che rimangono nel solco di questo straordinario rapporto che abbiamo avviato e che sono sicuro resterà nel tempo. Grazie.